e per costruire percorsi di coscienza civile e pacifica. Il problema non era, e credo non sia, il perdono in senso etico-religioso, che attiene alla coscienza del singolo, ma trovare forme istituzionali che vengono chiamate di mediazione, di quello che viene anche chiamato con un termine da chiarire perdono responsabile, che ha però come fulcro il confronto, non le punizioni, tantomeno le vendette, ma la ricerca comune di una riparazione che consenta la comune consapevolezza del crimine commesso e del disvalore della violenza come modo per risolvere i conflitti. Importanti furono le letture dei libri dei due cappellani militari, ma solo da adulto lessi un inquadramento storico critico del libro del professor Sciai di Venturi, pubblicato nel 1993 da Divisione Arte e Cefalonia. In questo segnalo un problema particolare, in quanto per me e per i miei familiari era importante capire le condizioni concrete di vita dei soldati, la realtà vissuta al di là delle immagini diffuse, la soggettività dei soldati. Dalle lettere che leggevo di mio padre ricavavo immagini di una vita semplice e pacifica nell'isola, senza mai aver usato le armi, con buone relazioni tra soldati e con gli abitanti di un'isola bellissima, voluta in particolare da un veneziano giovane amante della bellezza del mare e del nuoto. La sua pressante preoccupazione riguardava non la sua situazione, ma le conseguenze della guerra e dei bombardamenti in Italia, soprattutto per mia madre e per me che dovevo nascere. Ma questo contrastava con la lettura di alcune pagine del libro di Padre Formato, opportunamente citato dal professor Sciai, che sintetizza le considerazioni del cappellano come denuncia della crisi morale del reggimento dopo 2 anni di occupazione. Il reggimento che non aveva più una motivazione capace di coinvolgere completamente i soldati e di giustificare i sacrifici loro richiesti. Il morale era depresso anche per la scarsa concessione delle licenze, per la deficienza del vettovagliamento del vestiario, per le malattie come la malaria. I soldati inoltre sapevano di essere mal equipaggiati con un armamento obsoleto. Tutto questo è confermato anche da testimonianze di reduci, ad esempio nell'estratto presentato nel video, in cui però non appare nell'estratto non appare questa intervista. Alcuni accenni delle lettere di mio padre sembrano confermare questa situazione, anche se in modo non esplicito, certo per la censura e per non preoccupare i familiari. Penso nelle lettere appunto alla pressante richiesta di Chinino, e quindi la malaria e il chinino che non c'era, di mandare qualcosa da scambiare con il cibo, alle scarse licenze che mio padre non chiede, scrive, e lasciarle a chi non le aveva avute da più tempo. Inoltre, anche se i suoi fratelli mi dicevano che certamente non aveva simpatia per il fascismo e che pensava all'Europa come sua patria, mi chiedevo perché, educati fin da bambini dal fascismo ad obbedire senza discutere alla retorica della guerra e dell'eroe, alla superiorità nei confronti di altri popoli, perché questi giovani avessero compiuto, come ha detto il presidente Ciampi, una scelta non vedendo che alla propria coscienza, non a ideologie o uno Stato che allora era inesistente allo sfascio e li aveva abbandonati. Presero in mano direttamente la propria sorte. Il conflitto, ha detto ancora il presidente Ciampi, non era più tra stati, ma tra principi e tra valori. Nell'ultima lettera del 5 settembre mio padre scrive, dopo alcuni consigli alla moglie per l'imminente parto, in tono molto preoccupato, che l'onore e la vita stessa dell'Italia impongono la continuazione della guerra. Credo sia ovvio pensare che questa preoccupazione non fosse solo sua, ma che ne abbia fortemente discusso con i soldati, con i militari. Ma quale era l'idea di onore di patria che avevano? Nessuna illusione sulla fine della guerra e il ritorno a casa facile, appare nelle lettere, come anche nella lettera scritta proprio il 25 luglio non c'era nessun rammarico per la fine del fascismo, nessuna gioia per il nuovo governo Badoglio, ma una crescente preoccupazione per la sorte loro dell'Italia. Tentavo di immaginarmi risposte, legate ovviamente all'immagine che mi avevano dato di mio padre, al clima familiare e alla cultura del mio ambiente. Dai discorsi appunto fatti in casa, da quanto mi dicevano i fratelli di mio padre, in particolare da altre sue lettere, pensavo che la scelta di combattere fosse determinata dal rifiuto della guerra, dal desiderio di tornare a casa ad una vita normale di pace ma con onore,
come è scritto appunto nella lettera, con onore, non ad ogni costo. Una scelta che era nata proprio vivendo l'esperienza in quell'isola con una natura così bella, con una popolazione pacifica di contadini, pescatori, madri, donne e bambini come quelli lasciati a casa, abbandonata per un'avventura ormai considerata insensata e immorale. Questo vissuto, assieme alla costante grande preoccupazione per la famiglia in Italia, minacciata dai bombardamenti, pensavo avesse smantellato tutto l'apparato ideologico e retorico del fascismo fondato appunto sulla presunta supremazia razziale, sulla volontà di dominio. Immaginavo che i soldati non capissero più perché sarebbero dovuti invadere e occupare questo paese, violentare la sua cultura e la sua vita, imporre leggi, lingua, modo di vita che si vedevano ormai assurdi e che avevano portato a diventare alla rovina. E quale onore vi era in questa occupazione? Come poteva essere riscattato il disonore che aveva portato il fascismo? Quale patria andava difesa quando comune era la patria per gli italiani invasori e greci vittime del fascismo? Questo immaginario fossero le domande di quei soldati e di mio padre. Mio padre sì e mi interrogava su perché mia madre sì e mi interrogava su perché mio padre, così testardo, diceva lei, non si fosse salvato, non avesse pensato a nascondersi una volta finiti i combattimenti. Era rimasto vivo quando ormai non c'era più niente da fare. Poteva nascondersi e salvarsi. Io mi rispondevo, costruendo la sua immagine, che per mio padre, come penso per gli altri soldati, era fondamentale consegnarmi questo onore riscattato piuttosto che la sua stessa vita. Così mi consegnava una nuova idea di patria, una comunità fatta delle relazioni libere e pacifiche tra persone e famiglie, nelle concrete vite di lavoro, di onestà, di rispetto di se stessi e degli altri e di solidarietà attiva. Questi sono e erano i valori semplici che ho sentito trasmessi con le memorie di mio padre e comuni alla mia famiglia, mia zia, mio cugino, e i miei cugini e le mie cugine. Non quindi un'immagine appunto di eroe soldato, ma di un uomo normale che fa del proprio dovere il fondamento della vita civile nella quotidianità e sa vivere così anche i momenti di eccezionalità. In questo modo ho razionalizzato la mia storia personale all'interno della grande storia che ha coinvolto non solo i soldati dell'Acqui, nei 700.000 internati, le migliaia di persone che hanno scelto le varie forme della resistenza in Italia, le popolazioni vittime della guerra voluta dal fascismo e dal nazismo. Credo sia anche questo il modo utile e possibile per affrontare il problema che come singoli e come associazioni di visione Acqui abbiamo sempre più. Vengono infatti a mancare gli ultimi testimoni diretti e sempre meno sono anche i familiari che, vivendo in prima persona la carica emotiva del dolore, sentono sulla propria carne il ricordo vivo da trasmettere come coscienza collettiva. Un dolore non risolto finché rimangono da una parte i vuoti della ricerca storica e diffuso l'uso mediatico e strumentalmente politico e dall'altra assente ed ostacolato il riconoscimento giuridico dei responsabili di azioni in contrasto con le norme del diritto, ma anche un dolore non risolto in quanto viviamo come ulteriore sofferenza la difficoltà di trasmettere ai giovani quanto ci hanno insegnato i soldati dell'Acqui. Un dramma rimosso rimane nel fondo della coscienza collettiva, disgregata, adagiata sulla menzogna e sulla falsa coscienza. In particolare i giovani vengono lasciati scoperti ad affrontare le loro delusioni e sofferenze presenti. Rischiano di vivere un non luogo, omologato e privo di punti di riferimento, sradicati e spaesati, senza riconoscimento del passato, senza costruzione di identità e di legami, di apertura all'altro. Se è necessario distacco dagli eventi della ricostruzione storica, ed è una grande operazione per me e per l'associazione quella di ascoltare la voce degli storici, dei magistrati, delle istituzioni, come si sta facendo anche in questo convegno, credo, ripensando proprio al mio percorso, sia però indispensabile per la costruzione di una coscienza pubblica civile che vi sia la trasmissione di una memoria complessiva, storica e giuridica, ma anche fatta dalle emozioni che noi muovono. Una memoria perciò viva, capace di produrre cultura per il presente, di maturare in un sentire condiviso di sofferenze e passioni, base di un progetto per il futuro. Va recuperato il senso della consegna tra le generazioni di un compito, cioè la costruzione
di un'etica pubblica, di un ethos pubblico, di doveri e di legami condivisi. Per questa trasmissione servono anche simboli, luoghi della memoria, che recuperano la storia del territorio, le ansie e le speranze di chi ha costruito quel luogo. Poi dobbiamo rassegnarci al rimpianto tra reduci e alla ricostruzione storica tra pochi, seppur molto qualificati specialisti. È possibile rifondare un patto sociale senza memoria, senza dare ai luoghi nomi riconoscibili, significativi e condivisi, restando invece nell'oblio, nell'amnesia, nella menzogna? Queste diverse direzioni negli ultimi anni abbiamo come associazione cercato di lavorare, cercheremo di fare ancora con progetti specifici che coinvolgano altre associazioni ed enti locali. Devo dire e concludo che un grande segnale di speranza viene dai molti positivi incontri che facciamo nelle scuole e dall'attiva risposta data dagli enti locali che ci consentono un lavoro di messa in rete tra associazioni e istituzioni. Per questo è un riconoscimento, un ringraziamento vanno al Comune di Venezia, al Presidente del Consiglio Comunale Turetta e al suo staff, al Vice Sindaco, al Presidente e ai direttori e collaboratori dell'INDESER, all'ANFI, ma sottolineiamo in modo particolare alla direttrice del Centro Tedesco di Studi Veneziani. Grazie. Prima di lasciare la parola al professor Roscià che traccerà le linee conclusive insomma, di questa impegnativa giornata, ascoltando questi tre percorsi e tre cose che mi sono rimaste impresse e che secondo me segnano il senso e le scelte, come le scelte fatte da queste persone. Da un lato la memoria che fa rivivere i morti, ci diceva Graziella Bettini. Dall'altro invece la pubblicazione delle memorie del padre, quindi la condivisione di una storia con altri da parte di Maria Trionfi. E invece un dialogo privato con un padre che non c'era più da parte di Carlo Volpini. Insomma, tutti questi sono accomunati da questa ricerca di verità, comunque di fatti e una ricerca di giustizia. Mi sembra che sia un buono spunto da cui partire appunto per un'indagine nuova e diversa su questo percorso che da Cefalonia è arrivato fino ad oggi. Io vi ringrazio e lascio la parola al professor Roscià per tracciare le conclusioni del convegno. Allora, voi chiedete una cosa impossibile, delle conclusioni, ma non si può concludere niente. Cosa vuol dire conclusioni? Di che cosa? Della vicenda di Cefalonia non si conclude nulla, della guerra mondiale, delle ricerche. Io l'unica cosa che posso fare sono alcune osservazioni che mi sono venute in mente, che non hanno nulla di modestamente non originale, ma neanche, insomma, e che ritornano su alcuni punti della tragedia di Cefalonia. Per vera sfortuna ho dimenticato a casa i miei occhiali, la seconda volta che mi succede in 10 anni, mi scuso, quindi non posso leggere i miei appunti perché erano troppo piccoli. Ho provato a scrivere grandi lettere ma funziona poco, comunque spero di cavare. Innanzitutto Cefalonia. Un mese prima, il 28 agosto del 1943, a qualche decina di chilometri da Cefalonia, sull'isola Bras, che è davanti a Spara, Split, Jugoslavia, sì, insomma un 100-200 km, ma siamo da niente lo stesso e via. Un reparto di alpini viene sommerso, sopraffatto da una rivolta partigiana, un'offensiva partigiana inaspettata, c'è un breve combattimento, si arrendono, il giorno dopo vengono lasciati liberi, arrivano il comando italiano, imbastiscono un processo e fucilano 28 alpini il 28 agosto del 1943. La cosa è stata dimenticata, dopo la guerra il processo era rifatto ed erano assolti, sono morti. Allora questo è per ricordarvi come Cefalonia è una tragedia, ma nella guerra, la guerra è fatta di tragedie. In questo caso i morti sono 28, fucilati però, alpini fucilati da fucili italiani perché un comandante ha perso la testa e ha fatto una vera porcata con un processo forzato, falsificato per ammazzare dei suoi soldati.
vi riporta non è una cosa straordinaria, vi riporta alla guerra, alla follia, all'atrocità della guerra. Se volete, ricordatevi che durante la seconda guerra mondiale l'esercito tedesco ha fucilato 50.000 dei suoi uomini, e quindi 50.000 per avere l'obbedienza alla disciplina. Noi ricordiamo i 1000 qualcosa tutti gli italiani fucilati nella prima guerra mondiale, li ricordiamo ancora con orrore. Quello nazista ne condanna a morte 50.000 e ne fucila la metà. No? Quindi sono altre cifre, vi dicono come quando arriviamo dinanzi alla guerra, episodi tragici eccetera, dobbiamo studiarli, meravigliarci, stupirci e sempre anche, come dire, non isolarli. Cefalonia è una tragedia in un contesto più ampio e non certo più bello. Questo è la prima cosa. L'altra cosa da dire è che su Cefalonia io non ho mai visto tanto sciacallaggio su un fatto della nostra seconda guerra mondiale come Cefalonia. Su Cefalonia sono stati scritti, non so quanti perché ne ho una ventina a casa e poi ho perso il conto, non riesco, per fortuna non li posso recuperare tutti, volumi di persone che non voglio qualificare, dirigenti storici, giornalisti, giovani, combattenti, anche qualche antimilitarista rivoluzionario, eccetera, che infangano questi soldati, o il generale Gandini per non infangare i soldati, o i soldati tutti, e comunque tutti denunciano questa tragedia in termini assolutamente insopportabili, perché sono quasi sempre folli, quasi sempre inventati, forzati. Cioè Cefalonia è diventato anche una cloaca, cioè hanno offerto l'occasione per. Non c'è altro episodio della nostra seconda guerra mondiale che abbia suscitato tanta letteratura negativa. Perché? Non lo so, non riesco a spiegarvelo, non c'è una ragione precisa, sono 4.000 morti circa, ma non è solo quello, ma insomma ci sono anche altri episodi di guerra che vedono molti più morti, molte campagne eccetera, dinanzi alla nostra guerra in Jugoslavia che causa ben lutti e morti molti su scala molto maggiore, si è dimenticato, qui invece si ricorda. E vabbè, questo lo prendiamo, lo lasciamo da parte, cioè non ci sono soltanto la tragedia, ci sono anche gli sciacalli, e questo purtroppo va ricordato. Perché siano questi sciacalli? Non lo so, però ci sono un paio di cose, un paio di scheletri nell'armadio su Cefalonia, di cui li ricordiamo, sono elementi che vanno ricordati, su cui non si potrà mai dare una risposta definitiva, ma nel 47-48, ci cito a memoria, ma insomma, quando l'ufficio storico dell'esercito prende in esame i fatti di Cefalonia sulla base di un paio di rapporti che arrivano dall'isola, il comandante, che è il colonnello Mondini, che io ho conosciuto 20 anni dopo, un gentiluomo, non è anche un uomo colto, non un imbecille qualsiasi, scrive: su Cefalonia c'è stata una rivolta. Il generale Gandini è stato obbligato a combattere dei soldati rivoltosi, è meglio non parlarne, o meglio, lasciamo cadere la cosa, vediamo di accennare all'elemento eroico della cosa, i morti, e dimenticare quello che era successo prima, la causa, la rivolta dei soldati. Le parole le cito a memoria, ma insomma non sbaglio di molto, si può sbagliare sfumatura, ma di poco. Cosa vuol dire questo? Perché? Cosa c'è dietro a questo? La cosa ha funzionato, cioè lo Stato Maggiore, l'esercito ha dimenticato Cefalonia per 20, 30, 40 anni, adesso non voglio calcolare gli anni, e anche dopo lo ha ricordato con estrema riduttanza, perché su Cefalonia, nell'ambiente militare ristretto, cioè negli uffici dello Stato Maggiore, c'era l'idea che Cefalonia è una rivolta di soldati. Strana rivolta, di soldati che chiedono di combattere. Se si va a vedere, si vede che tutto è una montatura, perché la rivolta dei soldati di Cefalonia si limita a 2 o 3 episodi che sono noti. Uno è
Gandin che percorre in macchina le strade del capoluogo, qualche decina o altro di soldati si vanno incontro gridando vogliamo combattere, non ti arrendere, non calare le bracche, e in modo disordinato e scomposto uno arriva e strappa la bandierina dalla macchina di Gandin. Questo è un episodio, non è rivolto, ma scherziamo. L'altro episodio sono i famosi, anche troppo, 5-6 tenenti di artiglieria più un capitano delle colonne di batteria d'artiglieria più un tenente di vascello, anche lui comanda una batteria navale dinanzi allo specchio di Ergostoli, i quali, giovani infiammati, vogliono combattere, ne parlano tra di loro, non sono gli unici, a Cefalonia si parla, no? Vanno da Gandin e orrore si presentano a Gandin in tenuta da combattimento. L'Italia è in guerra, ma al comandante si presenta in divisa da ordinanza, vestita da festa, diciamo, eccetera. Loro arrivano in tenuta da combattimento, cioè con l'elmetto con sopra le fronde, no? Queste cose variopinte, eccetera, e poi la divisa da combattimento era diviso verde, non era neanche la tuta dimentica, eccetera. Entrano da Gandin e chiedono vogliamo combattere. Gandin ascolta e dice bravi ragazzi, state tranquilli e rimanda via. Questo diventa la rivolta dei capitani di artiglieria, i quali hanno sì un atto dopo di rivolta. Nel momento in cui le motozattere tedesche arrivano nella baia di Ergostoli, sono una, due, non mi ricordo più, una. Queste batterie aprono il fuoco senza aver avuto l'ordine di iniziativa. Sono questi, aprono il fuoco, avranno, è quello che Gandin chiede, l'ordine di Gandin sta per arrivare, loro anticipano l'ordine, ma nell'esercito italiano l'iniziativa non era apprezzata, dai tedeschi era ordinata l'iniziativa, cioè l'ordine preciso non solo da Hitler, ben prima, da quando l'esercito tedesco era quello della Torre dei Monti, eccetera, l'ordine era non si aspetta mai un ordine se la situazione è chiara, prima si agisce e poi si aspetta l'ordine. Da noi era invece la famosa frase se arriva un ordine si aspettava il contrordine, no? Questi agiscono l'iniziativa e va bene. Saranno anche uno di questi è Pampaloni, l'altro è Apollonio, di cui subito noi, e gli altri sono tutti stati poi fucilati dai tedeschi. Il terzo episodio è il famoso pronunciamento, in cui Gandin ha un'idea intelligente, non lo so, una forma di mobilitazione delle truppe, chiede ai comandanti di reparto di convocare i soldati sull'attenti o a riposo, insomma, sul piazzale, dinanzi a lui, eccetera, breve discorso e ragazzi dovete scegliere tra combattere, arrendervi o passare con i tedeschi. Ci vuole combattere, tutti gli altri sono dei figli di buona donna, ci vuole combattere e faccio un passo avanti. Questi fanno tutti un passo avanti. Questo non diventa un pronunciamento militare, è una forma di mobilitazione, non c'è nient'altro. Questo diventa, sono tutte cose che in una situazione di guerra, di tensione, questa è gente che va a morire. Gandin sa benissimo che, ne sono convinto, Gandin sa benissimo che deve fare la guerra con i tedeschi per ragioni di onore e altro, ma che perderà e che lui sarà fucilato. Gandin non ha nessun dubbio su questo, lo fa perché pensa di doverlo fare. Non può immaginare che i tedeschi fucileranno i prigionieri, eccetera. Non è un clima di una serata di danza, no? In questo clima certo ci possono essere, e Gandin alla fine scrive la famosa frase, noi abbiamo solo testimonianze orali, non la frase, che dice per memoria, per volontà degli ufficiali e dei soldati e per ordine del re e del comando supremo, la divisione Appui non cede le armi. Questa gli è stata vista come fosse un programma di non so, di Lenin, di insurrezione, perché ha detto per volontà degli ufficiali e dei soldati. Nell'esercito regio si citavano gli ordini del re del comando supremo e non la volontà degli ufficiali. Ma anche qui, visto che la frase sia vera, ma vi immaginate cosa vuol dire? Ma si rimprovera a questi ufficiali di non avere carisma, di
non essere dei garibaldi, dei trascinatori. Per una volta c'è un generale che dice per volontà degli ufficiali e dei soldati, prima gli ufficiali naturalmente, anche questo diventa tutte cose sospette, viste con tutto questo insieme di piccole cose. Basta perché Cefalonia sia stata per decenni vista dai comandi di altre sfere dell'esercito come una rivolta pericolosa. Meglio non parlarne. Se non si è parlato tanto l'esercito aspettando a parlare molto di Cefalonia è proprio per queste cose. E anche non gli ultimi, forse gli ultimi ufficiali più giovani non hanno più questi problemi, ma anche quando ne ha parlato, ha cominciato a parlarne, tra le chiese ci sono sempre delle riserve, no? Questa è la cosa. L'altra scheletro che aveva fatto è Apollonio. Apollonio, anche qui si parla, non si parla. Quando facemmo nel 93, quando feci il volume che poi firmò anche Venturi per altre ragioni